avanti con la serata vi presento tutti i brani, per una durata di circa 30 minuti. La musica deve essere soprattutto gioia, affermava con convinzione Vittorio Lieti. Questa sua consapevolezza si traduce nella sua scrittura elegante e piena di senso dell'umorismo. Ecco l'aspetto che più lo differenzia da Mario Castelnuovo Tedesco, l'altro autore che sentiremo nella seconda parte, il quale invece sosteneva la musica e l'arte che più direttamente si rivolge all'anima. Ecco qui il legame tra il passato e il futuro, il punto di incontro dei due protagonisti di oggi, di questa sera. Ci insegnano come si può essere moderni senza ripiegare il passato, continuando ad attingere alla tradizione, per creare qualcosa di completamente nuovo e originale. In questa presentazione scopriremo alcune tra le opere più significative dei due autori e cerchiamo di capire in che contesto storico e culturale hanno vissuto. Quindi siamo nell'Italia del primo Novecento, poi l'esilio americano di entrambi nel 1939 e l'affetto per le loro radici. Le domande che mi sono posta prima di iniziare questo avventuroso percorso di dottorato sono: che cosa amavano di più del passato, quali erano i loro riferimenti, ma che cosa amavano di più del presente, di tutte le sfide storiche che si sono trovati ad affrontare, a partire dall'esilio obbligato. Entriamo nel vivo del primo protagonista, Vittorio Lieti. Nasce ad Alessandria d'Egitto da genitori italiani il 28 gennaio del 1898, solo 3 anni dopo l'altro autore, Castelnuovo Tedesco. È longevo, quindi muore a New York a 92 anni. Si forma in Italia, si laurea in economia e commercio da Bocconi, ma dal punto di vista musicale è pressoché un autodidatta. Combatte la prima guerra mondiale come allievo ufficiale e si trasferisce poi a Roma con la famiglia, dove inizia a integrarsi negli ambienti musicali internazionali. Poi, subito dopo, all'età di 20 anni, si trasferisce a Parigi, dove diventa un punto di riferimento per la musica neoclassica. Poi vediamo che cosa rende questa corrente, il neoclassicismo. La sua figura principale di riferimento è Stravinsky, che lo considera un grande pianista. Infatti gli chiederà di eseguire una delle sue prime mondiali, Le Nosse, che era un suo balletto, un'opera del balletto e 4 pianoforti. Uno di questi pianisti era proprio Vittorio Lieti. Dicevamo prima che l'anno di svolta per entrambi i compositori è il 1939, l'anno delle leggi razziali. Quindi dalla Francia Lieti riesce a salutare la madre e i fratelli che stavano per essere deportati ad Auschwitz e riesce a imbarcarsi per gli Stati Uniti per raggiungere la famiglia, la moglie e i figli che già erano negli Stati Uniti. Ascoltiamo ora 2 cicli di suoi pezzi per pianoforte solo, Briciole e i 6 Short Pieces, 6 brevi pezzi, ne ascoltiamo 3 di 6. Briciole, siamo nel 1920, già dal titolo si intuisce di che natura sono questi brani, piccoli schizzi musicali, ma di una profondità e ricchezze uniche. Infatti, in pochi minuti, che durano pochissimo, riesce a creare atmosfere e immagini molto chiare, molto definite. La prima è una Ninna Nanna, Berceuse. La seconda briciola si intitola Il Carillon Rotto, quindi si ispira a un carillon che non è più funzionante, e c'è proprio un punto in cui vuole riprodurre in modo monotonico la carica del carillon. E il suono è questo, lo faccio sentire. Non so se si sente, ma con un dorso di un'unghia riproduce quel suono della carica. Carillon, quindi diciamo, Ninna Nanna, carillon rotto, carillon scordato,
colore completamente contrastanti l'una con l'altra, che non creano armonia, ma dissonanza. Vi anticipo dunque che sentirete dei suoni spigolosi, delle armonie dissonanti. Perché dissonanti? Perché il nostro orecchio semplicemente non è abituato ancora a percepirli, non è abituato a sentirli. Quindi vi invito a non fermarci all'impatto che queste dissonanze creano, un impatto un po' strano, ma stando al contesto storico che vi ho detto, alle sfide che ha dovuto attraversare questo autore, proviamo anche noi a paragonarci
sue opere, ancora vivente, ultraottantenne, negli Stati Uniti, che mi ha svelato alcune indiscrezioni. Io curiosamente ho chiesto proprio, sì, alcuni lati più umani, e mi ha confidato che Rieti viveva in un appartamento molto piccolo a New York, dove ha vissuto gli ultimi 30 anni della vita, non si è mai spostato da lì e aveva un pianoforte pessimo, in condizioni insuonabili, pieno zeppo di spartiti e di manoscritti, insomma, scriveva in continuazione. Ed era molto bravo a cucinare il polpettone. Ho chiesto proprio a questo pianista, ma cos'è che cucina? Cos'è della cucina italiana che ha portato con sé l'esilio? E questa è stata la risposta. Ascoltiamo ora 3 piccoli pezzi del 1932. Parlavamo prima del neoclassicismo. Che cos'è il neoclassicismo? È un movimento negli anni 20, nasce negli anni 20 del Novecento, che guarda al passato, al barocco, al classicismo, per ritornare un po' all'origine, a reinterpretare le forme della melodia, della linearità e dell'equilibrio. Era una reazione agli eccessi del romanticismo e della complessità dell'atonalità, cioè di queste armonie dissonanti che non siamo abituati a sentire, che non ci creano piacere per sentire. Nello stesso anno della stesura di questi pezzi, Rieti inizia una breve parentesi anche nel mondo del cinema e compone per il film la colonna sonora del film Una borsa, una vita di Bragaglia. Parentesi che dura molto poco perché si rende conto che non è il suo mondo, come invece al contrario l'autore che scopriremo tra poco, Castelnuovo Tedesco, farà per ragioni lavorative. Sarà molti anni nel cinema di Hollywood. Ascoltiamo Preludio, Invenzione e Telegina.
soprattutto Firenze, con le sue vecchie case e le sue colline, di cui quelle di qui non sono per me che un surrogato. Non mi esce ancora dal cuore. Queste lettere vanno dal 39 al 41, quindi appena arrivato negli Stati Uniti. Spero di poter dare all'America, che mi ha accolto così calorosamente, quello che mi ha dato la mia patria. Spero inoltre che quello che scriverò sarà un tributo alla città che mi ha insegnato a conoscere la bellezza e l'arte, la città di Firenze. È così che vi introduco Evangelion, un ciclo di 28 piccoli brani. Stasera ne ascoltiamo solo una parte, la prima parte, sulla vita di Gesù. Questa sera ascoltiamo la parte sulla natività, l'infanzia. Qualche anno prima di scrivere Evangelion, siamo nel 1949, Castelnuovo Tedesco ottiene la cittadinanza americana, dopo diversi anni, era lì, e diventa professore di composizione al Conservatorio di Los Angeles. E dicevamo prima anche compositore per Hollywood, per il cinema di Hollywood. Questo ciclo dedicato alla vita di Gesù gioco di parole, è dedicato a Nino Rota. Ogni brano tendenzialmente ha un dedicatario, la persona a cui ci si ispira o si vuole semplicemente regalare come dono. E questo è a Nino Rota, che era a sua volta un compositore per il cinema, di colonne sonore. Forse conoscete sicuramente i film di Fellini, Il Padrino, Il Gattopardo, La Strada, eccetera, i film di Totò. Tutta la musica che sentite è di Nino Rota, molto amico di Castelnuovo Tedesco. Castelnuovo Tedesco considerava Evangelion, l'opera che ascoltiamo adesso, il suo punto di arrivo nell'ambito della musica pianistica. Era infatti una cosa nuova per l'epoca, era un'opera didattica, divulgativa, una specie di catechismo narrato dai bambini. Infatti all'interno delle battute ci sono proprio delle didascalie, come descrittive. Qui canta il coro degli angeli, qui siamo nella mangiatoia. Vuole proprio con le note raccontare che cosa succede, che cosa avviene. Per ispirarsi, per scrivere queste piccole scene, si ispira alle terre colte della famiglia della Robbia, molto presenti nella terra fiorentina del 1400. La tecnica di questa terracotta, di questa famiglia della Robbia, consisteva nell'avere un rivestimento di ceramica lucida. Infatti, con lo sfondo blu, questa luce data dal rivestimento della ceramica creava una luce molto importante, anche nel buio delle chiese, risaltano all'occhio. Ascoltiamo ora, dico l'ultima cosa sulla sua origine ebraica. È parso molto strano all'epoca che un ebreo scrivesse musica cristiana. E infatti i suoi contemporanei non hanno voluto pubblicare quest'opera, ci sono voluti più di 10 anni. Non è stata accolta bene, perché si riteneva che un ebreo dovesse solo scrivere musica legata alle sue origini e non aprirsi ad altro. Ascoltiamo adesso 6 brevi brani tratti dall'infanzia, la prima parte di 4 grandi quadri di questa grande opera, che ha una durata totale di 1 ora e un quarto. Noi ascoltiamo i primi 10 minuti, l'Annunciazione, la Natività, i Re Magi, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto e Gesù bambino fra i dottori. Questi sono i 6 quadri.
sono infiniti loro, tu sei infinito. E dentro questi tasti infinita è la musica che puoi suonare. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Ti sei seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Io sono nato su questa nave e qui il mondo passava, ma 2000 persone per volta. E di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La Terra, quella è una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo lungo, è una donna troppo bella, è un profumo troppo forte, è una musica che non so suonare. Perdonatemi, ma io non sceglierò. Lasciatemi tornare indietro.
che si potessero fare delle musiche con i motori come suoni. Questa è un'idea che è rimasta utopica, non si è realizzata, però ha sviluppato l'immaginazione di Luciano Pesce, che scrive questo lavoro nel 2007, Ingles Imagination Project for the Jazz, che si trovano dei brani che si trovano nel mio disco Let's End, pubblicato quest'anno per l'etichetta Venezia del libro. E questo è un tema anche molto interessante, anche in relazione con le tecnologie che hanno lasciato la lista Let's End, che è uno dei brani che si trova in questo disco, vuol dire letteralmente le terre finiscono, non la fine delle terre, le terre finiscono. Ed è un luogo si trova a Los Angeles, qui letteralmente finisce la terra e davanti al Pacifico. È un po' ricordato, questo ho voluto usare questo titolo per il disco perché mi portava all'infanzia, quando io andavo dal Cheno e davanti a me per me poteva essere l'infinito, no? Che per un Sardi significa un po' di cose, o una prigione oppure un luogo che ti fa immaginare un'infinità di cose. Con questo disco ho voluto esprimere questo, la chiusura ma l'infinito di immaginazione. Inizio con questo primo brano, come sempre più brevi, questo è il primo, appunto che parla di Fedele Azzari, è uno studio che finisce diciamo sulle possibilità multiforme che ti vengono. Quindi il suo lavoro principale sulla corda, cercherò di ricreare il suono dell'aereo. Cosa significa uno studio su multifonici del pianoforte? Significa far emergere nelle corde del pianoforte dei suoni spettralmente di suono. Ogni suono in natura, per chi non sapesse, è costituito da una somma variabile di altri suoni. All'interno del pianoforte possiamo ricreare la regione più grande dei suoni rispettivi ancora più grandi. Buon ascolto. Come collage, una parte centrale di questo lavoro, Luciano inserisce il tema partigiano, che a lui molto caro, che è conosciuto come i ribelli delle montagne, altri lo conoscono come delle città. E lo fa anche un po' perché spesso il movimento futurista è stato accusato di fascismo, è legato al fascismo per certi versi. Quindi questa sorta di collage musicale
Luciano lavorò questo omaggio a Terrirali, che è un suo carissimo amico, intitolato così perché, qual è il significato di questo titolo? Il figlio di Sarah Cani, la pianista americana, credeva da piccolo che in sì, che è il lavoro importante di Terrirali, significasse nel mare. In realtà in sì significa in do, la traduzione italiana di do, è un brano, è considerato il primo brano di mostra della storia ed è in do, che nella dicitura anglosassone si dice sì, C. Quindi in sì, per questo bambino vuol dire il mare. E quindi Luciano nel omaggiare questo paradico, allo stesso tempo Sara, il figlio, ha voluto scrivere questo lavoro che credo che si citasse appunto questa immagine del bambino che immagina tutt'altro di questa musica. Perché proprio che sì? Qua dobbiamo entrare un po' nell'immaginario anche di Luciano, che oltre ad essere musicista e anche artista plastico, è il verde, diciamo il colore che originalmente firma sui lavori plastici. Quindi questo infinito mare di cui ho parlato prima, di Nezzene, che mi immagino io dalla Marghera, ma lui dal Pacifico, lui ha immaginato la maggior parte di questi caratteristici, è il verde, questo verde infinito che lui immagina. Purtroppo non posso eseguire questo lavoro filologicamente perché come tutti i lavori di Luciano ho richiesto l'utilizzo di qualche